Assessore, allora questo è il primo carico che è partito da questo hub nazionale, poi ne succederà nei prossimi giorni anche un secondo verso la Slovacchia. Sì, questo è il primo, siamo già pronti per partire anche con il secondo carico e siamo anche pronti ad andare ai confini con la Slovacchia per organizzare quel centro di smistamento per le persone che arrivano dall'Ucraina che ci hanno chiesto. Oltre a questo stiamo naturalmente organizzando anche tutta l'attività dell'accoglienza e della sicurezza sanitaria nel lavoro che stiamo facendo di concerto con le prefetture e naturalmente con il coinvolgimento di tutti i comuni. Questo è un lavoro che già questa mattina è partito, quindi bisognerà intensificarlo per garantire cure da una parte e sicurezza sanitaria dall'altra. Questo è un viaggio comunque rischioso, soprattutto nella parte in cui c'è il conflitto, quindi un percorso che per ora rimane riservato per ovvi motivi di sicurezza. Non è una passeggiata, però sappiamo di poter contare su professionisti di grande qualità, che sono i nostri tecnici della protezione civile, e mi permetto anche di ringraziare la Ceccarelli che ci ha donato questi viaggi, quindi vanno ricordate anche le aziende che si sono messe a disposizione per questo. La partenza per la Slovacchia quando è prevista? Questo aspettiamo le indicazioni dal Dipartimento Nazionale, che a sua volta è in collegamento col coordinamento europeo per questo. Assessore, abbiamo visto anche personale della protezione civile ai confini dell'Italia, soprattutto al valico di Farnetti. Il sistema di protezione civile è allertato, ormai dopo 4 anni questa è la terza emergenza, quindi speriamo naturalmente di dare quelle risposte che siamo sempre riusciti a dare. Io sono certo che lo faremo, anche perché i nostri volontari hanno dato prova di straordinario impegno e sono anche affiancati da un sistema di protezione civile che ha sede qui a Palmanova, con tutti i tecnici che stanno seguendo anche questa nuova avventura che tutti ci auguriamo possa finire al più presto, perché significherebbe finalmente trovare la pace e finirla con questa guerra che non ha senso.